Eccoci qua, benvenuti alla seconda puntata di F come Futuro, l'ERSA risponde, una sorta di punto verde, un viaggio nell'ambito dell'agricoltura friulana e dei sistemi, diciamo così, di maggior prestigio. Oggi siamo venuti qui a Cividale, all'Istituto Paolino d'Aquileia, e siamo qui con il direttore Livio Bearzi, che è il numero uno, il dirigente scolastico di questo istituto. Ci presenterà un momentino tutto l'ambito di questo bellissimo complesso. Allora, benvenuto direttore, e naturalmente io le chiedo subito l'offerta formativa che avete voi, dove si formano le generazioni, insomma, più prestigiose dei tecnici della regione. Benissimo, innanzitutto benvenuto a voi e grazie per questa opportunità che ci date di far conoscere la nostra scuola a tutta la regione, diciamo così. È una scuola che ha una grande tradizione, che diciamo è da tanti anni che fornisce i tecnici qualificati per le aziende agrarie, per tutti quelli che operano in questo settore, ed è per noi veramente un punto di orgoglio, di grande soddisfazione poter ospitarvi e poter presentarvi la nostra realtà. È una realtà dove l'offerta formativa, diceva lei, è importante perché naturalmente è un'offerta formativa qualificata per gente che va subito nel mondo del lavoro, che entra subito nel mondo del lavoro, ed è importante anche perché è una didattica molto laboratoriale. Siamo col professor Claudio Mataloni, siamo in un posto nevralgico dell'istituto. Adesso sentiamo dal professore cosa siamo venuti a fare e cosa si fa in questo luogo. Professore. Ci troviamo in uno dei tanti laboratori dell'istituto, questo è il laboratorio di micropropagazione nel quale avviene la riproduzione delle piante con una tecnica speciale, chiamiamola una sorta di clonazione vegetale. Tutti i nostri laboratori sono frequentati per queste attività laboratoriali pratiche e viene utilizzata per riprodurre le piante in modo particolare, per noi particolarmente importante, per la riproduzione dell'olivo, una cultura arborea importantissima per la nostra regione. Quindi il nostro tecnico sta prendendo delle piccole porzioni di vegetale che poi verranno collocate in un apposito substrato terreno di cultura e con il tempo daranno origine ad una pianta completa che è possibile collocare in pieno campo. Eccoci qua, siamo nel Santa Sant'Olon dell'istituto, siamo con l'insegnante Sebastianuto Nerina, che è un tecnico di laboratorio, un insegnante, esatto, con le colleghe, che ci dice cosa siamo venuti a fare qui, perché è molto interessante e molto intrigante. Esatto, e allora nel laboratorio di chimica i nostri ragazzi fanno un sacco di attività che ovviamente sono diversificate nel corso degli anni. I più piccoli imparano dalle cose più semplici fino ad arrivare ad analisi più complesse proprio sui prodotti che vengono prodotti dalla nostra scuola. E quali sono questi prodotti? Beh, possono essere il vino, come l'olio, il latte, il formaggio, oppure anche l'analisi su ad esempio gli alimenti zootecnici che vengono somministrati in stalla, ad esempio alle nostre bovine da latte. Quindi le analisi sono diversificate. E quindi noi facciamo le analisi per controllare la qualità dell'olio che viene franto nel nostro istituto. Ecco qui, siamo nel nuovo laboratorio di prossima apertura di questa scuola importante del nostro Friuli, dove si insegneranno delle tecniche particolari che spiegherà adesso l'insegnante Michele Siega. Sì. Eccoci qua, che cosa si insegnerà in questo luogo? Ecco, questo è il laboratorio di preparazione e lavorazione carni, e quindi si insegnerà a gruppi di ragazzi, gruppi di 5-6 ragazzi alla volta, a macellare animali, quindi in particolar modo a lavorare carcasse di animali, in particolar modo il maiale, no? Quindi tutte le tecniche di produzione degli insaccati o della carne. E per il Friuli è molto importante. Certo, molto importante e molto richiesto specialmente. E quindi sarà anche la collaborazione di un norcino, mi pare. Un norcino esterno, certo, un norcino uno dei migliori della zona, del cividalese, che insegnerà ai ragazzi direttamente a lavorare proprio fisicamente il maiale. Il maiale lo compriamo in allevamenti qua in zona, quindi una filiera, cerchiamo di fare una filiera molto corta fin tanto che non potremo allevare. Tutta cosa sicura e naturalmente di qualità. Certo, assolutamente. Eccoci qua, siamo con la professoressa Emanuela De Nobili, docente di agronomia, che ci spiegherà, ci farà un piccolo excursus su quello che è l'azienda, no? Su quello che si fa e come si fa. Alle mie spalle si vedono gli olivi, campo catalogo messo a dimora nel 1981 con la collaborazione dell'ERSA, sono tutte varietà locali. Abbiamo le serre dove si coltivano diversi tipi di piante e oltre anche un meletto.
Di seguito potrete osservare c'è il vigneto e anche il seminativo dedicato alla coltivazione di foraggi. Abbiamo tutti i settori. Insieme alla produzione delle olive, per esempio, abbiamo la possibilità di produrre olio. Insieme alla produzione dell'uva si produce il vino e insieme alla produzione del latte trasformiamo in formaggio. Quindi concretamente, dopo la teoria, la pratica vera. Assolutamente, tutto ciò che io ho elencato sono laboratori dentro i quali gli studenti possono esercitarsi, imparare, appassionarsi. Eccoci qua, siamo al caseificio aziendale dell'istituto con i casari che sono Romeo De Corte e Sandro Cucchiaro. Ecco qui cosa fate e qual è l'attività, perché verranno anche gli studenti qui, no? Giusto? Sì, certamente. Ecco, descriva un momentino l'attività. Qui l'attività si svolge in questo modo, diciamo, facciamo il formaggio col latte che preleviamo direttamente dalla stalla dell'istituto, quindi un caseificio aziendale dove intervengono anche i ragazzi di quarta e quinta e facciamo 2 o 3 lavorazioni alla settimana e i ragazzi appunto sono coinvolti proprio nella lavorazione vera e propria e fanno anche loro proprio con le loro mani, diciamo che mettono le mani in pasta anche loro e fanno il formaggio direttamente insieme a noi. Allora siamo nella stalla aziendale dell'istituto con l'insegnante Renata Sacavini. Ecco qui gli studenti arrivano, in qualche modo fanno la pratica vera, oltre alla teoria, come dicevamo anche prima, la pratica vera. La pratica vera. In qualche modo cerco di supportarli in questo, no? In questo cammino. È uno dei pochi istituti agrari italiani dove è presente ancora una stalla e questo, diciamo, è un aspetto importante anche che ci distingue. Alleviamo vacche da latte, l'indirizzo produttivo è latte, carne, ma con la prevalenza della produzione di latte. Latte e carne perché la maggior parte delle bovine è di razza pezzata rossa italiana, quindi a duplice attitudine, ma sono presenti anche soggetti di razza frisona, qualche bruna italiana e qualche incrocio. Sono allevate a stabulazione libera su grigliato con tappetino gommoso e diciamo che recentemente è stato introdotto un sistema di mungitura robotizzata che ha sostituito il vecchio impianto. Quindi tecnologicamente abbiamo cercato di portarci un po' avanti. È anche perché nel panorama italiano, sì, no? Diciamo che è una stalla anche di dimensioni ridotte come la nostra, no? Sì, dove però normalmente nell'ambito scolastico che dobbiamo dirlo. E perché è importante anche mettere a disposizione degli studenti quella che è la nuova tecnologia, no? E quindi dalle informazioni che noi riceviamo, no? Dal sistema di mungitura robotizzata, effettivamente si possono prendere in considerazione molti dati. Siamo nel frantoio, celebre frantoio dell'istituto, con la professoressa Maria Antonietta Mercurio che è docente proprio di trasformazione dei prodotti. Ecco qui si svolge un'attività che, se non ho capito male, H24 come si dice diciamo oggi. Quasi H24, benvenuti. Sì, ci sono dei turni, iniziano solitamente le 6:30, 7 del mattino, proseguono fino alla tarda sera, naturalmente questo per soddisfare quelle che sono le richieste dei contorterzisti che portano le loro olive a lavorare qui presso il nostro frantoio. Il frantoio ha iniziato la sua attività nel 2007, è un sistema di lavorazione moderno, un sistema di estrazione continuo. Con esso abbiamo la possibilità di ottimizzare in maniera continua tutte le operazioni del processo di trasformazione dall'oliva all'olio. Olio di ottima qualità, perché è un olio che naturalmente tutto il processo di trasformazione viene seguito, un olio eccellente, i parametri naturalmente rientrano in quei valori che consentono alla normativa di catalogare il nostro olio d'oliva come olio extravergine di oliva. Molto bene. Eccoci qua, allora siamo con Fabio Roberto che è docente di enologia qui all'istituto, siamo in mezzo a un bellissimo vigneto
dell'istituto, della scuola, dove qui arrivano i ragazzi, è un luogo magnifico dove trovano anche molto lavoro, no? Perché mi pare che la possibilità lavorativa offerta da questo istituto per la preparazione che riusciamo a dare agli studenti è notevole. I ragazzi che frequentano il sesto anno riescono in tempi brevissimi a trovare una sistemazione lavorativa importante, come cantiniere, aiuti cantinieri o anche addirittura... Diciamo che uno che esce da qui il lavoro lo trova subito. Assolutamente sì. E quindi bisogna vedere che vengano anche a visitare questa scuola, che si applichino e naturalmente con docenti come i vostri. Noi facciamo quello che riusciamo a fare e anche di più. Anche dal punto di vista tecnologico si stiamo evolvendo notevolmente, con attrezzatura, strumentazioni come quella che avete potuto vedere anche nel laboratorio di chimica, che rende questa scuola e la cantina, quindi la trasformazione dell'uva in vino, un settore estremamente importante e paragonabile per quanto riguarda appunto l'evoluzione tecnologica a quelle delle più importanti cantine a livello regionale. Eccoci qua, abbiamo concluso questo percorso all'interno dell'Istituto Paolino d'Aquileia, molto interessante, e siamo con il funzionario dell'ERSA, Marco Stocco, dottor Marco Stocco, che è stato anche, se non sbaglio, uno studente di questo istituto. Allora, che dire ai ragazzi che tentano questa strada, che sono affascinati da questo mondo? Allora, innanzitutto io ho una profonda riconoscenza nei confronti dell'istituto. Innanzitutto mi ha dato una formazione molto puntuale per l'attività lavorativa che sto effettuando in questo momento. Pertanto ho un buonissimo ricordo e consiglio a chiunque abbia interesse nel mondo agricolo di iscriversi in questo istituto, che troverà senz'altro tante soddisfazioni. Inoltre voglio ringraziare anche da parte di ERSA l'istituto, perché da molti anni sta ospitando il nostro campo collezione di varietà autoctone di olivo. Esso rappresenta un bagaglio di biodiversità ed è proprio in questo istituto che è custodito. Bene, allora si conclude questa interessantissima puntata. Io ringrazio naturalmente il direttore Livio Bearzi e tutti i suoi collaboratori, ringrazio soprattutto il tecnico, il collega Francesco Snidero, per la collaborazione che ci ha dato in questo supporto meraviglioso, di questo viaggio che è affascinante e risulterà sicuramente molto interessante ai ragazzi di questa regione. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che anche se interessante, torneremo a Pozzuolo dei Friuli.